Salve a tutti ed eccoci ad una nuova puntata di Soundtrack City speciale, direi speciale, perché questa è una puntata dedicata a un contest dove io e Massimo Privitera, che ho qui con me, ciao Massimo, Ciao Marco, ciao. in cui sia io che lui abbiamo, diciamo così, siamo stati tra i giurati. È un contest organizzato dalla casa editrice Bixio, che si chiamava e si chiama Arrangiami. E ce ne parli un po' di questo contest, Massimo? Vorrei dire e che giurati, perché siamo stati tanti giurati e buoni e fondamentali, vorrei dire, perché abbiamo avuto un parterre di colleghi tra Marco Dentici, Italo Moscati, Claudio Simonetti e tanti altri, Renato Marengo, Franco Bixio. Adelmo Togliani. Infatti. Questo contest, Arrangiami 100 anni per il futuro, è stato un contest chiamato per l'appunto Arrangiami perché questi ragazzi che hanno partecipato, musicisti, compositori in erba o anche autodidatti, sono stati tantissimi, più di 400, hanno dovuto, tramite una selezione fatta dal gruppo Bixio del grande catalogo Cinevox delle colonne sonore, ma non solo colonne sonore, canzoni per il cinema, musica pop e tant'altro, hanno potuto scegliere fra questi 50 brani selezionati il loro, quello che ritenevano più opportuno alla loro modalità di approccio compositivo e anche di arrangiamento, ovviamente. Quindi tutti questi ragazzi hanno scelto questi brani e uno di questi brani e l'hanno portato al contest. Noi questa giornata del 15 settembre scorso a Roma, nella cornice meravigliosa del Museo delle Arti e delle tradizioni popolari. Noi a Roma lo conosciamo come Museo Pigorini. Ecco, grazie per la correzione. Museo Pigorini. Sono intervenuti questi 40 ragazzi che hanno superato la prima selezione e che tramite noi come giuria abbiamo ritenuto il loro arrangiamento molto molto peculiare, molto importante, molto particolare e c'è stata questa giornata che si è chiamata Face to Face, cioè in poche parole tutti i ragazzi hanno incontrato i giurati e hanno potuto parlare con loro e la cosa è venuta fuori, è una cosa abbastanza bella, appassionata, emozionale. Tra l'altro poi sono stati elencati gli 8 semifinalisti e questi semifinalisti possono essere votati online li trovate su YouTube e questi semifinalisti che dal 16 al 30 settembre si possono votare il loro pezzo che noi abbiamo anche scelto mentre abbiamo dovuto selezionare tutti i partecipanti e i 3 finalisti andranno il 3 ottobre a Faenza in occasione del MEI in questo evento dove finalmente verrà eletto il vincitore, l'unico vincitore. È un contest importante che tra il gruppo editoriale Bixio e il MEI, Meeting delle etichette indipendenti, ha dato molta visibilità a tutti questi giovanissimi, perché per la buona parte sono tutti veramente giovani. No, infatti c'è la cosa che noi abbiamo trovato interessante come Soundtrack City, è questa finestra in qualche modo da cui si affacciano quelli che saranno gli autori di domani in qualche modo, perché si parla di ragazzi dai 20 anni in su e probabilmente da questa grossa mole, tu dicevi appunto sono arrivati circa 400 iscrizioni e quelli che sono arrivati al face to face erano solo un gruppo di una quarantina, insomma, quindi già c'è stata una selezione, tra di loro ci sarà sicuramente qualcuno che questo mestiere, quello di compositore di musica per le immagini, lo farà in futuro e vi posso assicurare che almeno io ma anche te Massimo immagino abbiamo incontrato delle cose, abbiamo sentito delle cose molto 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 interessanti. Sì. Prima alludevi al catalogo, no? di Bixio, perché dovevano attingere dal catalogo di Bixio e riarrangiare qualche tema, quindi si va da Parlami d'amore a Profondo Rosso, per dire 100 anni di musica. Infatti, Parlami d'amore Mariù del grande Cesare Andrea Bixio, ma come Profondo Rosso dei Goblin o Sette note in nero del trio Bixio Frizzi Tempera sono stati quelli più gettonati in assoluto, quelli che abbiamo notato che sono stati scelti
tra tutta questa mole di ragazzi per essere riarrangiati. Comunque, moltissimi altri pezzi famosi e meno anche noti. Sì, ma sì, c'è 100 anni, anzi ce ne sono 90 anni, perché io ultimamente in una lezione che facevo ho scoperto che il primo film sonoro fatto in Italia, non quello americano, il cantante jazz, si chiama La canzone dell'amore e il compositore era appunto Bixio, quindi è dall'ora 1930 si parla, quindi da quando è nato il cinema sonoro Bixio era lì. Ne saprà qualche cosa, penso, di musica per immagine e per cinema. Allora, io direi di iniziare questa prima tranche che noi faremo ascoltare adesso della voce dei ragazzi che ci parlano un po', oltre che di loro, anche di cosa si aspettano dal lavoro di compositore di musica per immagine e che cosa si aspettano anche dalla didattica in questo senso. Prima c'è un intervento di Bixio che è molto importante, che ci parla appunto sia della mostra che in questo momento è ancora al museo qui a Roma, al Museo Pigolini, e sia del contest ovviamente. Quindi io direi di andarcelo a ascoltare questa prima tranche, la prossima settimana manderemo la seconda tranche degli altri 18. Grazie Massimo, grazie a tutti, buon ascolto sul futuro della musica per immagini. Grazie. Oggi abbiamo le semifinali, chiamiamole così, del contest Arrangiami, che è stato un grande successo, 436 iscrizioni, brani da tutta Italia, di tutti i generi, grazie al fatto che abbiamo messo a disposizione parte del nostro catalogo, ma si sono cimentati su canzoni storiche come su musiche da film attuali o famosissime, come per esempio Profondo Rosso. Oggi, oltre a essere le semifinali, c'è un appuntamento importante per tutti i giovani che hanno deciso di partecipare, e credo che siano un'ottantina, che parteciperanno a questo face to face con i personaggi del mondo dello spettacolo, proprio per avere un incontro ravvicinato con persone che magari difficilmente nella loro vita professionale riuscirebbero a contattare così brevemente. In quei 5 minuti se la devono giocare, nel senso che devono raccontare di se stessi e cercare di carpire più informazioni possibili dal professore, o chiamiamolo così, o dall'esperto, ma comunque dal proprio interlocutore. Passiamo dal cinema alla sceneggiatura, alla produzione televisiva e cinematografica, musicisti, editori come me o discografici, esperti di editoria, musica, rock, radio, come Renato Marego, che tra le altre cose è direttore artistico del contest, come dal MEI ci ha onorato della sua presenza Giordano San Giorgi, quindi viene apposta per parlare con i ragazzi da vicino. Prima cosa c'è un premio in denaro che comunque non guasta, soprattutto dopo un periodo di lockdown, al primo, secondo e terzo. Ma credo che la cosa più importante per chi ha partecipato è sapere di poter essere inserito nel nostro catalogo, inserito nel nostro database. Cosa significa questo? Noi lavoriamo principalmente con il cinema per le colonne sonore e quindi abbiamo moltissime occasioni di poter inserire le varie versioni, soprattutto nuove versioni di brani del nostro catalogo. Quindi questa può essere un'occasione non solo per farsi conoscere come interpreti o come arrangiatori, ma di avere anche la chance di essere inseriti in una colonna sonora anche importante. E questo dà la possibilità di iniziare quel percorso importantissimo nel mondo della colonna sonora. Certo, non è sufficiente, ma è un primo passo importante per farsi conoscere.
Altre occasioni saranno continuare a frequentarci e stiamo pensando tra l'altro di fare una accademia specifica proprio per il mondo della colonna sonora, ma non solo. Vogliamo dare le armi, tra virgolette, segrete ai ragazzi che vorranno iscriversi a questa accademia per entrare nel mondo del cinema, dell'immagine e della musica, non solo della musica. Ci sono tantissime professioni che girano intorno alla musica e intorno al cinema che oggi hanno bisogno di un ricambio generazionale e quindi noi cerchiamo di formare questi giovani per questo ricambio e speriamo di trovare professionisti del futuro come è stato sempre nella nostra tradizione familiare. Ecco perché, per esempio, Arrangiami è 100 anni per il futuro. Allora, sono Filippo De Mariano, suono il pianoforte da circa 10 anni, suono anche il basso tuba e da qualche anno mi sto cimentando nell'arrangiamento di pezzi e come compositore di brani originali. Ho scelto Profondo Rosso di Claudio Simonetti perché intanto cercavo appunto una composizione solo strumentale e mi ha colpito subito guardando nel catalogo appunto Profondo Rosso, perché quello che mi colpisce soprattutto di questa composizione è il 7 quarti, le misure in 7 quarti e subito dopo il 4 quarti. Allora, l'ho fatto un po' a modo mio, l'ho riarrangiato diciamo del tutto. Ho iniziato con una parte molto più lenta rispetto all'originale, sempre in 7 quarti e 4 quarti, dopodiché a un certo punto c'è come un crescendo e ecco qui che poi va nel ritmo originale. Quello che ho cambiato penso più di tutti è stato la parte finale, soprattutto la parte tutta in 4 quarti, perché di solito l'originale è fatta soltanto ogni misura cambia l'accordo, invece io ho fatto ogni 2 misure cambia un accordo. Vorrei tanto trasformare questa mia passione in lavoro. Sto iniziando fortunatamente a lavoricchiare un po' in giro presso alcuni studi di registrazione, ma vorrei fortemente iscrivermi al conservatorio in corsi di composizione per musica per immagini o eventualmente se ci fossero delle accademie o studi che ti permettono appunto di creare basi originali, colonne sonore per film, per spot televisivi, sarei davvero contento di farvi parte. Mi chiamo Alessio Di Meco, ho 23 anni, vengo da Atri, provincia di Teramo, mi sto occupando di produzione musicale, ho studiato, quindi ho fatto vari corsi da tecnico nel suono, corsi di microfonatura, eccetera. Suono più strumenti, dalla batteria, tastiera, un po' di chitarra, basso. Tutto questo per permettermi appunto di creare comunque quasi autonomamente degli arrangiamenti, comunque delle pre-produzioni che poi saranno comunque dei pezzi finiti. Ho scelto per questo contest Profondo Rosso. Per il resto niente, ho fatto un arrangiamento un po' diciamo con strumenti acustici, lo chiamerei tipo un Profondo Rosso unplugged, tra virgolette. C'è il cajon, pianoforte, ma poi anche strumenti più, diciamo, più country, dalla lap steel, tutte queste cose, sintetizzatori e tutte queste cose. Allora, mi auguro un giorno di poter lavorare come produttore musicale, quello artistico, quindi mi preoccuperei di creare arrangiamenti. Poi di mio compongo anche ho dei miei brani, non scrivo testi, per cui ho tanti temi musicali che per l'appunto potrebbero essere magari utilizzati anche per, mi auguro anche per film. Ah sì, l'accademia probabilmente sì, parteciperei, perché comunque alla fine, soprattutto in questo, diciamo, nei settori più artistici, diciamo che anche in altri settori non si smette mai di imparare, voglio dire, per cui c'è sempre da imparare, non mi tirerei indietro assolutamente. Ciao a tutti, mi chiamo Andrea Vedorin, vengo da Treviso, una città vicino a Venezia, e sono qui per partecipare appunto a questo fantastico concorso che ho trovato su Instagram e ho detto perché no, proviamoci. Io suono principalmente batteria, pianoforte e chitarra elettrica, un po' di conseguenza anche il basso,
E quando ho trovato questa possibilità di partecipare a questo concorso mi sono assolutamente buttato in modo da fondere insieme tutti questi strumenti e poter arrangiare da solo il pezzo, chiaramente. Allora, ho scelto Fenomena di Simonetti perché era un pezzo che già conoscevo e soprattutto che sentivo mio, perché andare a fare pezzi tipo Parlami d'amore Mariù, cose del genere, che non sono della mia generazione, non li ho mai sentiti, mi sembrava una cosa un po' sforzata. E allora, essendo che già la conoscevo e che comunque mi ha trasmesso veramente tanto, anche perché poi io alla fine ascolto tanto heavy metal e sentivo, diciamo, una certa somiglianza, anche se forse sulla parte, diciamo, compositiva, ecco. E ho detto, beh, potrei fare un riarrangiamento orchestrato e sfruttare questa cosa mia della batteria e del pianoforte. E quindi è stata quasi una scelta obbligata. Come vedo il mio futuro? Sognare non costa niente, quindi bisogna farlo in grande. Mi piacerebbe essere magari il nuovo Hans Zimmer italiano, oppure il John Williams, perché diciamo che Morricone è un po' inarrivabile, ma non che gli altri due siano da meno. Però insomma, se si deve sognare è bene farlo in grande. Sarebbe bello poter partecipare alla stesura di colonne sonore per importanti film italiani e, perché no, anche esteri, insomma. E se ci fosse un'accademia che potrebbe, diciamo, in qualche modo prepararti e magari darti delle occasioni reali effettivamente di poter approcciarti in modo professionale e sicuro e accompagnarti in questo percorso, sarebbe sicuramente una scelta da tenere più che in considerazione, secondo me. Allora, io sono Chiara Groppi e faccio parte della band What the Helm. Nella vita studio ingegneria, sto facendo il dottorato e nella band suono la batteria e da circa 5-6 anni, e la band è iniziata anche lì da 4 o 5 anni che suoniamo insieme, all'inizio all'interno di una scuola di musica e poi abbiamo iniziato a intraprendere un percorso indipendente. L'arrangiamento che abbiamo scelto è riguardante il brano di Kalimba de Luna di Tony Esposito, e l'abbiamo scelto perché diciamo, a livello di, innanzitutto perché all'interno della band abbiamo delle cantanti, quindi abbiamo comunque dato un'occhiata ai brani dell'elenco che avessero del cantato, e poi perché ci aveva colpito sia di questo brano la commistione di culture, quindi il napoletano, l'inserzione anche di elementi spagnoli e di tutta una serie anche di strumenti che possono essere definiti in un certo senso etnici. Poi Tony Esposito appunto è famoso per suonare tutta una serie di percussioni diciamo, particolari, e quindi questo tipo di sonorità ci era piaciuto e abbiamo deciso, siccome poi noi siamo anche tanti, siamo una band di 7 persone, abbiamo pensato che avremmo potuto rendere tutta questa grande commistione di suoni che c'era all'interno di questo brano, ovviamente riarrangiandola, utilizzando i suoni che avevamo noi in una maniera più che ci rappresentasse, pur cercando di rispettare quello che era il mood della canzone, quindi della commistione di cultura. Nel futuro, a livello musicale, mi aspetto innanzitutto che a livello diciamo personale ciascuno continui la propria crescita con il proprio strumento, quindi continuare sia a allenarsi individualmente, crescere individualmente, perché la ricerca individuale penso che comunque sia importante, e a livello di proprio trovare la propria personalità, sia eventualmente con diciamo delle guide di eventuali insegnanti. E a livello di band invece mi aspetto che continuiamo a procedere per crescere insieme, e diciamo per arrivare magari in questo momento non abbiamo per esempio prodotto nessun album, per iniziare siccome adesso abbiamo trovato più o meno il nostro suono, continuare a lavorare sul nostro suono, renderlo sempre più particolare, più caratteristico diciamo, e lavorare non solo sull'arrangiamento di cover, che è importante appunto per trovare il proprio stile, ma anche quindi a quel punto per utilizzare quello stile che abbiamo trovato per produrre alcuni brani che rappresentino noi, quindi inediti, creati da noi. Allora, io sono Riccardo Giuseppe, sono un componente della band What the Helm, e all'interno di questa band io suono il sassofono principalmente, perché è lo strumento con cui nasco, ma in certe occasioni, avendo studiato anche per alcuni anni pianoforte, mi metto anche alla pianola quando arrangiamo le cover. Con la band abbiamo scelto Kalimba de Luna,
e come ogni decisione è una decisione diciamo democratica, quindi non è stata solo mia, anzi è stata condivisa da tutti quanti. E Kalimba de Luna, siccome siamo anche in un numero elevato per essere una band, siamo in 7, ritenevamo fosse una canzone che potesse coinvolgere a pieno tutti quanti e tutti gli strumenti che fanno parte appunto della band. Mi piacerebbe sinceramente, soprattutto nel futuro, imparare, oltre a continuare a migliorarmi con lo strumento, a imparare anche a livello di produzione effettiva, proprio a computer, di mixaggio, appunto produzione, master e diciamo tutto quell'ambiente lì che richiede anche una conoscenza elettronica e del computer stesso. Sarebbe un'idea, avendo un futuro molto incerto nell'ambito invece universitario, volevo prima completare quel percorso e al momento è una bella incognita su come andrà a finire. Poi una volta terminato quello cercherò di integrare sempre di più un percorso appunto accademico anche a livello musicale. Salve, mi chiamo Fabio Donofrio, sono nato ad Atri, sono di Pescara. Allora, nella vita diciamo sono musicista, ho provato anche altre esperienze artistiche come scrittura di sceneggiature, teatro, ho studiato all'Asilio D'Amico, drammaturgia e sceneggiatura e ho fatto anche diciamo l'attore e il regista, però in maniera molto più saltuaria. La musica è tutta la mia vita, quindi ho studi di conservatorio, di pianoforte jazz. Diciamo nella mia vita ho sempre avuto una grossa passione per tutta la musica suonata, ma soprattutto per il cinema, e quindi queste due cose sono andate a convergere nella musica da film. Io fondamentalmente come esperienza ho avuto tantissimo in realtà teatro, ho lavorato con Marco Baliani, ho lavorato con Xenia Prohaska, ho fatto diversi spettacoli insomma dal vivo, sia come compositore che come performer al pianoforte. E allo stesso tempo ho iniziato a fare da diversi anni ormai però musica per alcuni film, uno di questi è Bangland, che è un film di un regista, Lorenzo Berghella, che è andato anche alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2015. Adesso è uscito un docufilm che si intitola Prestolo di Cristiano Di Felice, di cui ho fatto anche le musiche. E, diciamo, sta facendo il suo giro di festival. Nel frattempo ho fatto vari cortometraggi. Di base la musica per me non veramente è una banalità, me ne rendo conto, però la cosa bella del cinema è che la musica veramente non ha confini, si rischia di suonare di tutto, si rischia di far come posso dire, la cifra stilistica musicale può essere molto molto varia, e questa è la cosa che mi affascina di più, non si è incasellati in nessuna regola, in nessuna categoria. Cos'altro posso dire? Suono molto il pianoforte, sintetizzatori, sono molto interessato all'elettroacustico, a quello che mischia musica acustica suonata insieme a musica elettronica con i sintetizzatori e altro. Dunque abbiamo scelto il brano che abbiamo portato, in realtà non l'ho portato appunto da solo, sto parlando al plurale, ma l'ho arrangiato insieme a Francesco Maria Falcone, che è un altro compositore mio amico, con il quale appunto ci siamo presentati in questo contest. E il brano è Sette note in nero, ma molto sinceramente, parlo per me ovviamente, è un brano che mi affascina tantissimo da un punto di vista strutturale e dal punto di vista di come è organizzato musicalmente. Abbiamo voluto destrutturarlo e fare un lavoro soprattutto timbrico sul brano, e quindi per quanto uno si renda conto che si può fare sempre meglio assolutamente, però sono moderatamente soddisfatto di quello che è uscito nell'arrangiamento. Ma io sono un uomo che vive molto molto al presente. Il presente sta prendendo una discreta piega, nel senso che sto lavorando molto col cinema e vorrei che la cosa si concretizzasse sempre di più e diventasse una costante, e soprattutto a livello qualitativo, e ovviamente avere diciamo una discreta sussistenza per poter vivere di musica e non dover scendere troppo a certi compromessi, per quanto la vita sia di base già un compromesso, però continuare a vivere, cercare di far musica soprattutto per il cinema è quello che voglio, e portare avanti una ricerca sonora insieme al cinema, una ricerca narrativa musicale. Dilla quella cosa. Dunque, io personalmente vengo da primo e secondo livello di conservatorio, studio al Centro Sperimentale di Cinematografia e di Musica per Film, ho dimenticato di dirlo prima, ho studiato all'Asilio D'Amico, quindi sono diplomato anche in drammaturgia e sceneggiatura. Onestamente continuerò a studiare per tutta la vita, magari anche privatamente con dei maestri, da solo assolutamente, però personalmente iscrivermi in un'accademia adesso a 34 anni comincia a essere un po'... non è il momento secondo me, per quanto riguarda me stesso. Un ragazzo invece di 20-25 anni assolutamente sì, è giustissimo che si iscriva. Mi chiamo Angelo Marrone, sono un musicista e compositore, vengo dall'Abruzzo, vivo a Firenze.
L'ambito che preferisco della musica è proprio l'ambito della colonna sonora, musica applicata, che possa essere sia a livello teatrale, cinematografico, quindi un po' quella è la strada che sto percorrendo e voglio continuare a percorrere. Il brano che ho scelto da arrangiare, anzi da rielaborare, perché la mia è completamente una rielaborazione, è Profondo Rosso. Ho scelto Profondo Rosso perché comunque è come ovviamente tutti gli altri brani, però ovviamente anche noi partecipanti al contest abbiamo scelto qualcosa che poteva identificarci e comunque che ci desse la possibilità di esprimerci nel migliore dei modi. E quindi la mia elaborazione è stata proprio lo sviluppo, diciamo, del brano nasce da una presentazione del tema e poi ho completamente rivoltato i temi che diventano un accompagnamento, diventano declinati in altri modi, e quindi questo è un po' il processo che ho voluto utilizzare. È proprio cercare di riproporre qualcosa ma in una chiave completamente diversa. Io riguardo il futuro ho un pensiero che mi sono sviluppato ultimamente in realtà, è che secondo me il futuro c'è ma non esiste, e quindi questo mi permette di essere felice oggi, e io voglio che sia così sempre, perché anche la difficoltà di oggi rimane circoscritta all'oggi, altrimenti se voglio dare l'importanza al futuro nel momento in cui riesco a vivere il presente nella maniera migliore. Poi è ovvio che ho tantissime aspirazioni, vorrei diventare un compositore di musica da film e lavorare esclusivamente con la musica ed evitare di fare anche il cameriere la sera, ok? Però penso che bisogna necessariamente, più che fare una domanda sul futuro, fare una domanda sul presente. Riguardo al percorso di studi, ho finito quest'anno il conservatorio, una specialistica in musica e nuove tecnologie a Firenze. Poi quello che penso nell'ambito musicale non c'è mai fine allo studio, alla ricerca, ma forse come in tutti gli ambiti. Non circoscrivere questa cosa alla musica è anche un po' vorrei essere saccente, no? Nel senso non è che è un ambito più importante di un altro, ci mancherebbe altro. Però ecco, adesso forse farei una piccola pausa, godrei del momento post studio e poi forse sì. Salve, sono Cristiano Celli, vengo dalla Ciociaria, un paesino vicino a Frosinone, ovvero Ripi. Suono il sassofono e studio presso il Conservatorio di Frosinone con il maestro Filiberto Palermini, studio sassofono jazz. Il pezzo che ho scelto è un pezzo del maestro Bixio, Tempera e Frizzi, ovvero Febbre da cavallo, che per me è un film che ho visto e rivisto migliaia di volte da quando c'avevo in cassetta, e quindi è stato un film che mi ha accompagnato molto, perché insieme a mio padre, alla mia famiglia, comunque è un film che rivedi sempre. E musicalmente questo film mi piace perché è molto particolare per l'effetto del cavallo che si, diciamo, viene registrato con la bocca, quindi per me è una cosa molto geniale quella cosa. Dunque io sto facendo il conservatorio e nel futuro, non lo so, vorrei continuare a studiare. Nel frattempo ho i miei progetti, ho i miei gruppi, sono in giro, diciamo. Principalmente in due gruppi, un gruppo, diciamo, da cerimonia, facciamo matrimoni, serate e così, sono i Turbolenti, e suoniamo dallo swing a rockabilly, e poi un gruppo mio dove ci chiamiamo Pippo Baudo Lost in Time e facciamo indie rap, diciamo, un progetto un po' sperimentale. E l'accademia ancora non mi sono fatto un'idea su cosa fare, cioè se farò un'accademia o no, magari continuerò gli studi, diciamo, col conservatorio. Salve, sono Domenico Bello, provengo da Bari, suono le tastiere, il pianoforte e sono diplomato per il corno francese al Conservatorio di Bari. Negli ultimi anni ho cominciato a comporre con l'idea di dover fare musica da film, anche se questa in realtà è la prima occasione in cui mi trovo in questo contesto. Faccio parte di band come Phenomena, tributo ai Goblin, i Daigonian, metal sinfonico, e ho intenzione di avviare un mio progetto solista.
La scelta del pezzo, Fenomena, di Claudio Simonetti, deriva ovviamente da un mio amore verso lui come artista, ovviamente, e verso le colonne sonore in genere tendenti all'horror, thriller, diciamo con sonorità un po' oscure. Io seguo i Goblin sin da ragazzino, sono un grande fan di Claudio Simonetti, essendo tastierista anch'io, quindi la scelta del pezzo mi sembrava abbastanza quasi obbligata, quasi ovvia. Nel mio futuro io vorrei far parte appunto di quella classe di compositori che compongono per cinema, serie TV, fiction, pubblicità, documentari. È un mondo a cui ho sempre aspirato di far parte e diciamo da settembre in poi, cioè anzi no, da ottobre in poi, frequenterò un master universitario in composizione e musica da film in Puglia, nella mia città, Bari. Se si dovesse aprire un'accademia relativa alla musica, alla composizione di musica da film, io sarei ben propenso di frequentarlo. Ciao a tutti, sono Leonardo Varni e sono un batterista. Mi sono diplomato in percussioni classiche al Liceo Musicale di Lucca. Ho preso la laurea triennale in batteria jazz al Conservatorio di Livorno e sto per prendere la laurea magistrale sempre in batteria jazz, sempre a Livorno. E quindi nella vita faccio il batterista e allo stesso tempo suono anche in un gruppo dove canto e suono le tastiere. Come brano per il contest ho scelto la colonna sonora di Amici miei, un po' perché adoro il film, forse essendo toscano, un po' perché la colonna sonora per me è ritagliata alla perfezione su misura sugli attori, sul film, sui loro comportamenti, sulle storie che poi vanno ad intraprendere. Più che altro la cosa che più me la fa sentire mia è questo miscuglio tra ironia e dramma che caratterizza poi in realtà anche il film di Amici miei, ed è per questo un po' che amo quel film, ecco. Nel futuro mi piacerebbe sicuramente lavorare con la musica, suonare, ma allo stesso tempo mi piacerebbe anche lavorare un po' come dietro le quinte per quanto riguarda il mondo del cinema, quindi poter scrivere musiche da film e colonne sonore per il cinema, italiano o meno. E riguardo al fatto di poter frequentare un'accademia di musica da film, sicuramente mi ritengo super favorevole e probabilmente parteciperei, assolutamente mi ci iscriverei. Allora, sono Antonio Esposito, sono produttore, DJ e compositore. Sono venuto qui al contest Arrangiami con una band insieme a Ivano Cimino, siamo chiamati gli Zii e abbiamo interpretato Kalimba de Luna. Ho iniziato come produttore DJ techno, ho girato un po' i club di tutta Europa e da 3-4 anni ho cominciato a comporre musica pop, dance, hip hop. Uno studio a Napoli di registrazione e lavoro lì. Abbiamo scelto Kalimba de Luna perché abbiamo prima visto la lista delle varie canzoni interpretabili e ci è saltato la testa all'occhio subito Kalimba de Luna perché, a parte che l'autore si chiama come me, Antonio Esposito, e in secondo luogo perché questo brano è stato interpretato da Boney M e per noi che veniamo da Napoli questa cosa ci attribuisce quell'internazionalità che comunque l'arte napoletana sia nel cinema che nella musica ha sempre avuto. Quindi per noi ci è sembrata una sfida abbastanza stimolante interpretare questo brano. Per quanto riguarda il mio futuro musicale, come ho detto prima, sto lavorando in uno studio di registrazione a Napoli, sto cominciando già ad apparecchiare con qualche lavoro sotto qualche major con Universal, sia in America, in Repubblica Ceca che in Italia, e spero di poter continuare a lavorare come compositore, beatmaker e anche come audio engineer. L'Accademia improntata sulla produzione di musica per film secondo me sarebbe molto interessante. Sarebbe molto più interessante se ci potesse essere l'occasione di testare proprio sul campo cosa significa lavorare in questo ambito e magari familiarizzare proprio con altri personaggi che lavorano in questo settore come registi, scenografi, altri compositori anche.
Sono Ivano Cimmino, vengo da Napoli e ho iniziato come cantante e poi qualche anno fa mi sono interessato alla composizione di musica in generale e ho iniziato a frequentare un corso di composizione, in particolare di musica per film. Abbiamo scelto Kalimba de Luna e insieme a altro ragazzo con cui partecipo al concorso perché essendo napoletani giustamente abbiamo trovato questo grande pezzo di Tony Esposito e comunque ha ancora delle sonorità che sono molto attuali e quindi ci è venuto praticamente naturale di scegliere quel pezzo. In futuro spero di continuare nell'ambito appunto cinematografico, comunque anche cortometraggi, documentari, perché penso che sia molto stimolante anche dal punto di vista artistico e in particolare mi piacerebbe intraprendere questa strada, tant'è che appunto sto facendo questo corso per fare proprio questo nella vita. Un'eventuale accademia penso che sarebbe molto interessante proprio appunto per il discorso dello scambio anche tra allievi e insegnanti e soprattutto per formare delle figure che professionalmente siano abilitate a fare proprio questo. Sono Matteo Gervasi, vengo da Udine, sono un compositore, originariamente diplomato in clarinetto e poi specializzato negli studi in composizione di musica applicata, nello specifico musica per film. Ho scelto Lost in My Mind di Maxi Trusso. Ho scelto questo brano dopo averli ascoltati tutti quelli della lista del contest perché volevo dare un'interpretazione diversa e quindi ho scelto un arrangiamento in stile sinfonico, quindi orchestrale, che è un po' il genere in cui mi trovo meglio e quindi appunto ho scelto questo per riuscire a dare uno sguardo diverso a un brano che originariamente invece aveva un organico diverso, quindi band più pop, diciamo così. Mi sono fatto aiutare da una mia amica con cui collaboro, che si chiama Aurora, per l'interpretazione vocale del brano e proprio per dare un tocco diverso che lavorasse meglio con l'organico scelto, appunto quello orchestrale. Dunque, per quanto riguarda il futuro, l'obiettivo è quello di continuare a fare quello che sto facendo, salendo ovviamente di livello, quindi andando avanti con il percorso della mia carriera, che appunto è quella di compositore per la musica da film. Ho avuto modo già di sperimentare e di lavorare in dei team anche all'estero, quindi con collaborazioni ad esempio con gli Stati Uniti su team più complessi dove ho lavorato anche come orchestratore, come copista, insomma tutto quello che riguarda tutto il processo che va dalla prima elaborazione di una melodia alla registrazione in studio. Quindi l'idea è quella di proseguire questa strada e diciamo che credo che non si smetta mai di imparare, quindi ogni occasione che c'è per poter approfondire delle nozioni che siano teoriche, che siano di business, che siano legate alla gestione della carriera, insomma c'è veramente tanto e ogni giorno imparo qualcosa di nuovo e ogni collaborazione con artisti, registi, musicisti, insomma mi dà qualcosa di nuovo. Quindi l'idea di affrontare un percorso di studi può essere sicuramente stimolante anche se ne ho già affrontati diversi, però credo che sia sempre utile proseguire, mettersi anche in gioco, è sempre una sfida quella di mettersi in gioco e di cercare di imparare qualcosa di nuovo, di approfondire qualcosa di nuovo. Mi chiamo Matteo Sugan, ho 28 anni e vengo dalla provincia di Como. Studio pianoforte da quando ho 6 anni, mi sono laureato in pianoforte nel Conservatorio di Como nel 2013. Poi ho intrapreso studi di composizione, mi sono laureato in composizione l'anno scorso. Attualmente compongo canzoni e colonne sonore per brevi spezzoni di film o produzioni indipendenti di cortometraggi e lavorativamente sono impegnato come professore e maestro di musica in una scuola della provincia di Como. Per quanto riguarda il pezzo che ho scelto da portare qua per il concorso, ho scelto Profondo Rosso, consapevole del fatto che sia una scelta piuttosto impegnativa, dato che si tratta di un brano iconico, famosissimo, celebre, in pratica lo conoscono tutti e quindi è un brano pericoloso da ritoccare perché ovviamente qualsiasi rielaborazione
provocherà una reazione molto forte negli ascoltatori. Nel mio caso particolare ho scelto di riarrangiarlo in modo tale che tutti gli strumenti utilizzati e suoni provengano dall'orchestra, quindi siano suoni orchestrali, perché più o meno fa parte di quello che ho studiato, del mio percorso artistico, e poi perché si tratta comunque di una scelta coerente. Per quanto riguarda il mio futuro, io spero davvero che in un modo o nell'altro, anche grazie a questa esperienza con questo concorso, io riesca ad arrivare a fare di questa passione, grande passione, un mestiere anche. È una passione che ho avuto da quando ero piccolo, quindi in un certo senso ho sempre desiderato avvicinarmi alla composizione di musica da film e composizione di musica popolare. Spero che al di là del successo mio durante il concorso poi ci sia un'effettiva uno smuoversi della situazione in questa direzione. Quindi niente, spero che succeda qualcosa di buono. Salve a tutti, mi chiamo Marzio Moriconi e sono di Monteranaro. Ho frequentato il conservatorio di Fermo, mi sono laureato in clarinetto dal 2010 al 2017. Successivamente, siccome al conservatorio ho avuto a che fare con il pianoforte complementare, mi sono approcciato al pianoforte, ma è lungi da me pensare di essere un pianista puro. Io sono un clarinettista, abbiamo un duo che ci chiamiamo Duo Marzielle, abbiamo realizzato questo piccolo sketch che si chiama Bidonno Sbirro, riarrangiandolo in chiave jazz il pezzo. E attualmente, non lo so, sto continuando a studiare come un matto pianoforte, ma ovviamente non è che posso approcciarmi a dire sono un pianista professionista, ecco. O un pianista uscito dal conservatorio di classica, mi avvicino a un livello di pianoforte jazz simile il primo anno di triennio, cose del genere. Quindi attualmente io non so che fare, perché c'è il mio collega che sta ancora con la famiglia e quindi non ha idea di quello, neanche lui. Io ho 30 anni e dovrei trovare una soluzione per quanto riguarda il mio lavoro, che non ho idea cosa sia, perché se mi chiudo di nuovo a studiare pianoforte per altri 20 anni è ovvio che esco da lì, da casa mia, che capite per voi. Sono bravo a improvvisare a clarinetto, ma non... insomma, è tutto in forze, ecco. Ciao, mi chiamo Gabriele Boschi, vengo da Genova e suono il violino. Ho iniziato a suonare il violino da quando avevo 8 anni e poi mi sono diplomato al Conservatorio di Genova. E successivamente ho iniziato anche a scrivere pezzi miei. Nel 2008, quando avevo 16 anni, ho fondato un mio progetto personale con i miei amici e colleghi, si chiama Winter Age, in cui suono il violino. È un progetto symphonic metal, quindi arrivando dalla musica classica ho contaminato, diciamo, il repertorio rock che poi è diventato metal, fondendolo a quello della musica classica, quindi in questo genere relativamente nuovo, è nato negli anni fino 80 anni 90 e abbiamo voluto dare una nostra caratteristica con queste canzoni. Abbiamo prodotto due album. E successivamente in questi album ho curato gli arrangiamenti della band e anche orchestrali. Infatti abbiamo registrato questi 2 album con l'aiuto di un'orchestra sinfonica in cui io ho curato gli arrangiamenti, ho scritto le parti per i musicisti che sono stati tutti i miei amici del conservatorio, e è stata un'esperienza bellissima registrare con loro e convinti con questi miei amici le canzoni che abbiamo scritto noi, che ho scritto io con i miei amici, e anche i testi, quindi tutto un valore artistico. Per il contest ho arrangiato Profondo Rosso dei Goblin Claudio Simonetti, perché mi sembrava il brano più vicino alla mia provenienza musicale, quindi da una parte classica e dall'altra rock metal, sia come struttura che come mi sono subito venute in mente delle idee per arrangiamento. Quindi l'ho riarrangiato in versione sinfonico-orchestrale, con un'impronta un po' più moderna, diciamo molto vicino alla musica epica, e quindi con un grande utilizzo delle percussioni, degli strumenti come i brass e gli archi.
ed è stato molto, molto divertente lavorare su questo brano. Per il futuro io da Genova l'anno prossimo ho intenzione di trasferirmi qui a Roma per iniziare collateralmente in 2 scuole, una si chiama Music Composition e Sound Design all'Università di Tor Vergata e la seconda sempre lo stesso indirizzo però in forma un po' più privata nella Scuola Internazionale di Comics nel Dipartimento di Music Composition e in particolare Sound Design, quindi voglio davvero investire un anno o tutto quello che serve per approcciarmi al mondo delle colonne sonore e provare a diventare veramente un compositore di colonne sonore oltre che di discografia, perché sicuramente ha un mercato maggiore e poi la musica applicata all'immagine è una cosa che non ho mai fatto e che mi entusiasma molto, quindi mi piacerebbe molto, mi piacerà perché lo farò, unire le mie competenze a quelle nuove che acquisirò soprattutto a livello software e di sound design per diventare veramente un compositore. Ciao, sono Sergio Bertani, suono da quando avevo 5 anni e sono stato autodidatta fino al 2014 quando mi iscrissi al conservatorio come pianista jazz, poi in realtà lo finì come produttore nell'ambito della musica elettronica, anche se poi in realtà pure la musica elettronica non l'ho proprio toccata come compositori veri e propri. Sono il fondatore e attualmente l'unico membro del progetto Lucy Nine, che quest'anno 2020 è uscito col disco d'esordio, proprio un mese fa. Genere direi abbastanza estremo, si passa dal black metal fino ad arrivare anche al blues, insomma si parla di musica abbastanza rumorosa. Ho scelto Bali di Giorgio Gaslini perché mi sembrava quella più nuda e quindi con un solo tema e poco altro mi ha permesso di giocare molto di più rispetto ad un brano già molto arrangiato. Ecco. Il futuro spero che sia la conseguenza del presente, che devo dire la verità che già è buono perché mi permette di vivere facendo musica, anche se in realtà sono anche fotografo, ma sempre nell'ambito del teatro, della creatività. Lavorando come produttore già riesco a fare qualcosa di buono, spero di poter scrivere la prima e vera e propria colonna sonora, che è un po' il mio punto d'arrivo per adesso, quello che mi sono prefisso. Ecco. Allora, sono Giorgio De Luca, ho 27 anni e sono uno studente di Music and Acoustic Engineering al Politecnico di Milano. E ho la passione della musica da quando sono piccolo, da circa 6 anni ho studiato pianoforte e solo da pochi anni ho cominciato con la produzione elettronica di musica, nello specifico la musica hip hop. Allora ho scelto la canzone Adua e le compagne perché mi piaceva molto il motivetto e in generale come canzone da rielaborare si prestava molto bene a variazioni di tema e anche a cambiamenti, come dire, che rientrassero comunque nel gioco del brano, quindi si prestava molto bene comunque allo scopo del contest e soprattutto poi perché mi piace molto comunque Piccioni. Allora, per quanto riguarda il futuro, io sì, il mio futuro si basa sulla musica, cioè nel senso da quando facevo il terzo superiore avevo già deciso che volevo intraprendere la carriera di Sound and Music Engineering al Politecnico di Milano e ho dedicato poi tutta la mia carriera didattica per quella magistrale e solamente nei mesi precedenti, soprattutto diciamo durante questa pandemia, è nata l'idea con altri amici di Amsterdam e Londra di fondare un'etichetta discografica indipendente, principalmente black music, che tra l'altro Water Soul, che diciamo vuole promuovere musica genuina senza limiti di genere, semplicemente un qualcosa che sia di qualità e che non abbia limiti, che non dia limiti alla bellezza. Tendenzialmente sono disposto a fare tutto per questa cosa perché è il mio sogno e perché ci credo veramente tanto e ho capito che è veramente l'unico lavoro che non sarebbe per me un lavoro. E infatti mi sto anche per trasferire ad Amsterdam, dove vogliamo appunto fondare questa etichetta e
spero veramente che anche questa occasione possa portare a nuovi contatti, nuove conoscenze che mi possano comunque aiutare in questo mio sogno.